Finisce 0-0 la prima gara di spareggio nella semifinale nazionale dei playoff per l'accesso alla Serie D tra Pompei e Favara. E tutto viene rinviato a domenica prossima 2 giugno nella gara di ritorno che si giocherà in casa dei giallo-blu. La partita di ieri è iniziata, come d'altronde era prevedibile, con i rossoblù del Pompei subito in pressing, ma che non riescono a sfondare la forte difesa della Pro Favara. Ritmi alti e grande agonismo, vista la grande posta in palio. Qualche scontro e qualche scintilla, ma tutto si svolge in maniera corretta da ambo le parti. Il Pompei costruisce un paio di occasioni pericolose, ma anche la Pro Favara si rende pericolosa con Ficarrotta e La Piana. Si susseguono occasioni da entrambe le parti con una leggera supremazia da parte dei campani. Prima del riposo però la Pro Favara sfiora il vantaggio con Ficarrotta con un gran tiro su calcio piazzato dal limite che colpisce il palo alla sinistra del portiere D'Agostino. La ripresa è più tattica, la palla gol migliore ce l'ha Simonetti per il Pompei, ma la sua conclusione sul primo palo è deviata provvidenzialmente dall'ottimo Scuffia. Né vincitori né vinti, quindi è tutto che è rimandato alla gara di ritorno in programma il 2 giugno allo stadio Bruncoleri. Ma sentiamo le impressioni dei protagonisti. Sapevamo che c'era da affrontare una partita difficile, Pompei è veramente una squadra attrezzata, una squadra forte, a tratti ci ha messo anche un po' in difficoltà, però dico, forse l'occasione più limpida alla fine l'abbiamo avuta noi, tranne qualche traversone e una parata di Scuffia. Poi credo che anche se hanno avuto da superiorità nel campo, anche a livello tecnico, nel senso della gestione della palla, abbiamo rischiato ben poco. Sapevamo che era una partita difficile, era importante andare a casa con il risultato, sappiamo che non è finita perché ci saranno 90 minuti importanti a Favara e non sarà per niente facile perché abbiamo visto tutti la qualità di questa squadra. Come hai visto la partita? Come te l'hai raffigurata? Cioè con lo schema che avevi pensato? Insomma, tutto ha funzionato? Sì, avevamo preparato la partita in un certo modo, a tratti ha funzionato, poi siamo andati un pochino in difficoltà, alla fine del primo tempo ho cambiato qualcosa, invece di giocare a 3 in mezzo al campo ho messo a 4 per coprire molto meglio il campo e secondo me vabbè, siamo andati un po' meglio, arrivavamo prima sulle seconde palle e gestivamo un po' meglio la palla e purtroppo ci sono la squadra ospite, nel senso la squadra di casa è abbastanza preparata, giocatori di grande qualità, si sanno muovere bene in campo, ma questo lo sapevamo, l'avevo già vista, sapevo che era una partita difficile e così è stato. Gli spareggi si vincono in 90 minuti, ma la partita di oggi è già un primo passo. Sì, sapevamo che ci aspettava questo tipo di partita in questi posti con queste squadre così forti perché non dobbiamo dimenticare la forza di questa squadra, una squadra veramente forte. Abbiamo fatto la nostra partita, ci siamo organizzati, siamo stati tutta la partita attenti, non era facile perché non giochiamo da un mese e mezzo e tenere alta l'attenzione per tutti i 90 minuti non era facile, ma l'abbiamo fatto e siamo stati pungenti quando potevamo esserlo e con un pizzico di fortuna potevamo far gol, ma era la partita che dovevamo fare per tenere tutto in ballo e riempire il Bruncoleri e giocarci tutto a ritorno. Quali sono stati i momenti più salienti di questi 90 minuti? Ma la punizione di Luca che ha preso il palo interno e è andata fuori è stata una delle più clamorose, però ci sono stati 15 minuti del secondo tempo che loro hanno spinto forte, noi siamo stati ordinati, c'è stato un sacrificio immenso di Calogero La Piana da quella parte che per noi quando loro là davanti ci aiutano diventano un'arma in più. Come ti ripeto, abbiamo incontrato veramente una squadra forte, dobbiamo fare i complimenti a loro e rimandare tutto a domenica prossima. Quindi ogni pedina al suo posto ha funzionato bene? Ma, la nostra forza è stata sempre questa, noi abbiamo singoli veramente importanti ma le partite si vincono col gruppo e noi oggi abbiamo fatto una partita da, permettimi il termine, da provinciale se così si può dire, abbiamo sofferto, ci siamo messi dietro, tutti erano messi bene, abbiamo portato intanto il primo tempo di questo spareggio l'abbiamo tenuto in bilico fuori casa e non era facile. E poi naturalmente il pubblico vi ha seguito anche in terra campana. Io mi troverete ripetitivo, io non ho più veramente parole per queste persone. Mi hanno fatto venire un brivido giù dalla schiena quando all'arrivo allo stadio abbiamo trovato tutti fuori ad applaudirci, a sostenerci. Hanno fatto 10 ore di pullman, sono arrivati stamattina alle 9, adesso ripartono. Cosa vuoi che ti dico? Questo è il nostro lavoro, loro si divertono e
se si divertono così io sono orgoglioso di loro. Direttore, la prima parte di questo spareggio è finita in parità per la Pro Favara, credo che sia stato un buon risultato. Sì, non avere subito reti è importante, è chiaro che è tutto aperto perché lo 0-0 è un risultato importante anche per loro, perché vale la regola del gol fuori casa, quindi in caso in cui dovessero pareggiare con qualche gol Favara passerebbero loro, però venire qua a giocarsela con questa squadra, secondo me oggi abbiamo fatto una grande partita. Che partita hai visto, Tino? Una partita molto combattuta che si poteva chiudere con qualche episodio sia da una che dall'altra. Io non credo che loro o noi avessimo meritato la vittoria per due motivi, perché non ho visto grandi parate da portiere né dall'una né dall'altra parte, per essere onesto. L'unico certo è che noi abbiamo preso un palo e loro hanno avuto una bella occasione con, se non mi ricordo male, con una parata al limite della linea di porta. Insomma, si è pareggiato un po' i conti su questo, però il pareggio secondo me è la cosa più giusta. Quella di ieri comunque è stata una gran bella giornata di sport, con lo stadio Bellucci del Pompei gremito in ogni ordine di posto, che ha visto la presenza di almeno 150 tifosi della Pro Favara riempire la tribunetta del settore ospiti, con un clima di grande fair play tra le due tifoserie, ma anche con una bella accoglienza da parte della società campana e scambio di doni tra i due presidenti. Sentiamoli. Sì, sicuramente è stata una partita bellissima, una partita maschia, dura, loro hanno una bella squadra e colgo l'occasione per ringraziare i tifosi che sono venuti numerosi, uno spettacolo. Poi colgo l'occasione per salutare pure i tifosi del Pompei e la dirigenza che ci hanno ospitato, veramente una cosa, oggi è stata una giornata veramente di sport. Ho visto cose che nella mia carriera non avevo mai visto, questa fratellanza che c'è stata. E naturalmente la partita poi si deciderà fra 8 giorni. Si deciderà a Favara che keeping è migliore, sono due squadre tutte e due forti, quindi non è che qua siamo. Abbiamo la possibilità di giocare a casa nostra con il pubblico, sicuramente faremo il pianone. Il pareggio oggi è stato giusto, 0-0, perché la partita è stata maschia, dura. Qua siamo, ci andiamo a giocare domenica. Il rispetto prima di tutto per quanto riguarda il Presidente, tutta la società e la città di Pro Favara. Adesso guardiamo avanti, abbiamo un ritorno, sapendo che comunque è finita con X, nessuna delle due eccetto di passare il turno. Io mi auguro a me che lo passiamo noi, però c'è da fare i complimenti a entrambe le squadre perché è stata una partita maschia, una partita brutta in certi sensi, però era anche giusto che loro facevano una partita di questo genere perché l'hanno studiata in maniera ottima, hanno fatto questo pareggio, sicuramente l'hanno già immaginato che volevano venire qua per pareggiare, ci sono riusciti, c'è da fare i complimenti al Pro Favara, però noi siamo una squadra che possiamo fare risultati su tutti i campi.